Il viaggio per la circumnavigazione del globo terrestre compie 500 anni ed è solo un vicentino a raccontarlo. L'impresa storica, potremmo dire epica, dell'esploratore portoghese Ferdinando Magellano, nell'epoca delle grandi scoperte geografiche, è svelata giorno per giorno dal diario di bordo di Antonio Pigafetta. Rampollo di una nobile famiglia vicentina, cavaliere di Rodi e studioso di matematica e astronomia, Pigafetta arrivò alla corte dell'imperatore Carlo V al seguito del suo vescovo Francesco Chiericati, che venne inviato dal Papa come ambasciatore della Santa Sede, e seppe trovare la sua strada tra diffidenze, invidie e trame di palazzo per salpare con Magellano alla scoperta dell'ignoto. Di quella spedizione, partita con 5 navi da Sanlúcar vicino Siviglia il 20 settembre 1519, fu uno dei pochi a ritornare. Solo 18 dei 234 uomini imbarcati rientrarono in patria. Chi era Antonio Pigafetta? Antonio Pigafetta accompagnò Magellano nel suo viaggio attorno al globo nel 519. In classe abbiamo analizzato l'intero viaggio di Pigafetta, le popolazioni che ha incontrato, le lingue di queste popolazioni. Antonio Pigafetta ha anticipato l'abitudine che abbiamo noi oggi di registrare i nostri viaggi anche tramite il cellulare o comunque la macchinetta fotografica, usando però un diario, un libro e registrando tutte le sue avventure. A ricordare l'anniversario oggi è la città di Vicenza, che parte con il progetto Pigafetta 500. 3 anni, tanto quanto la durata del viaggio, densi di appuntamenti, di rievocazioni, di gemellaggi e relazioni internazionali. Consigliere, da dove parte questo grande lavoro su Antonio Pigafetta? Una sera ci siamo trovati parlare a una cena con Stefano Soprana, che è diventato presidente dell'associazione Pigafetta, e con 5 amici siamo partiti con l'idea di rivalorizzare la storia di Pigafetta, che a Vicenza è poco conosciuta. Anzi, direi che a Vicenza Pigafetta è conosciuto per la scuola, ma ad esempio il monumento di Pigafetta che finora abbiamo visto, che sta per riprendere luce, nessuno lo conosceva. Siamo partiti da lì e ci siamo innamorati di Pigafetta. Abbiamo cominciato a studiare, abbiamo visto la potenzialità che questo personaggio vicentino aveva per la città di Vicenza, aveva allora e ha oggi. Perché Pigafetta è importante ancora oggi? Pigafetta è importante perché è un simbolo di quei capitani che hanno girato il mondo, che hanno scoperto il mondo e che oggi sono rappresentati dai capitani di impresa che fanno di Vicenza la terza provincia d'Italia per l'export a livello internazionale, quindi sono dei nuovi Pigafetta che girano il mondo e fanno conoscere anche la nostra città e la nostra bellissima provincia. Ed è questo connubio tra amministrazione, storia e impresa che ci permette appunto di lavorare e avere risultati importanti, tra cui anche questo evento che ricorderemo dei 500 anni della circumnavigazione di Magellano e Pigafetta. E ci permetterà di portare Vicenza in molte città del mondo, fino ad arrivare al Cile e alle Filippine, dove Pigafetta è passato, e quindi creare dei collegamenti anche di gemellaggi virtuali, ma anche no, e che ci permettono appunto di creare delle sinergie importanti anche imprenditoriali. Con l'inizio delle celebrazioni per Pigafetta viene inaugurato il restauro del monumento realizzato in suo onore 60 anni fa dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Una pulitura generale e una nuova illuminazione per riportare al centro della scena la statua del coraggioso vicentino, e che grazie al sostegno di una banca di credito cooperativo, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ritrova la sua importanza nella vita della città e della regione. Chi era Antonio Pigafetta? Antonio Pigafetta era un illustre concittadino vicentino, un giovane con una visione molto ampia, perché con una grande sete di conoscere il mondo, la voglia di andare per il mondo e anche col coraggio di affrontare le insidie che c'erano, no? Per noi è stato un precursore anche di quella che i processi di internazionalizzazione di cui il Vicentino ne va fiero ed è tra le prime province d'Italia. E
grazie all'associazione Pigafetta 500 noi abbiamo contribuito per la nostra parte anche a uno sviluppo culturale di questo territorio, perché è un territorio fatto di storia e delle persone che hanno attraversato questa storia.